La sanità pubblica del Veneto si organizza contro l'Ebola. Direttori sanitari, medici e personale degli infettivi, dei pronto soccorso e del SUEM, microbiologi, medici di base e pediatri sono stati convocati dalla Regione per le istruzioni per l'uso in caso molto remoto di contagio. Non temiamo un'epidemia perché questa è molto difficile che si verifichi, però non abbassiamo la guardia. Quindi qualsiasi caso sospetto verrà trattato con tutti i protocolli attualmente disponibili e quindi con la maggiore attenzione possibile. La sorveglianza è quindi rafforzata anche da noi. Da dove potrebbe venire un caso sospetto? I paesi attualmente coinvolti sono la Liberia, la Guinea Conakry, cioè la Guinea francese, solo quella, e la Sierra Leone. La Nigeria, nel giro di un paio di giorni al massimo, verrà tolta dall'elenco dei paesi. In realtà non è già più a rischio perché sono passate 6 settimane dall'ultimo caso e non ci sono stati ulteriori casi. L'infezione da Ebola si manifesta con improvvisa febbre alta, astenia, dolori articolari e muscolari, seguiti da vomito, diarrea. Il periodo di incubazione arriva fino a 21 giorni, perciò ricordiamoci che quando parliamo di profughi non arrivano in aereo, arrivano sui barconi e quindi matematicamente non possono essere qui entro 21 giorni, anche provenissero da un paese a rischio epidemia. 21 giorni è l'incubazione massima. il personale degli ospedali veneti si esercita periodicamente nelle procedure da utilizzare contro gli infettivi. I mezzi e gli operatori specializzati ci sono già. I medici di base sono stati informati che in presenza di caso sospetto devono chiamare il 118. La Regione chiederà al Ministero degli Esteri il numero di veneti che in Sierra Leone, Liberia e Guinea Conakry, ex francese, lavorano o sono volontari. Perché potrebbe essere necessario adottare un qualche tipo di sorveglianza al loro rientro.